Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. L'ospite di questa sera è importante perché è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora, prima di iniziare la chiacchierata con lei, andiamo con l'evento che organizziamo assieme all'Hospice Pediatrico a tutti i Rotary Lions di Padova e provincia, l'11 di marzo, eccolo qui, 11 marzo al Gran Teatro Geox alle ore 18 c'è questo evento di solidarietà e di beneficenza per l'Hospice Pediatrico di Padova, l'isola che non c'è praticamente. Io vi racconto un attimino questa brutta storia. Ci sono in Veneto 600 bambini che sono malati terminali, praticamente tanti muoiono, tanti vivranno malati per tutta la loro vita purtroppo. Ecco, a Padova c'è un ospedale che ha 150 posti letto che girano in tutto l'anno, ce ne sono 600, quindi hanno bisogno di ampliare purtroppo questo reparto. E noi organizziamo questo evento assieme a tutti i Rotary Lions di Padova con anche ovviamente il Comune di Padova e la Regione Veneto e vogliamo che il teatro sia davvero tutto esaurito per dare un contributo a questi bambini. Detto questo, va bene. Lei come va, sindaco? Oh, bene, sto tranquillo, bene, Tutto sono bene? abbastanza soddisfatto anche di quello che stiamo facendo tutti assieme. Sono sereno, diciamo che è un periodo anche positivo per quel che mi riguarda, sia come stato di salute, perché ho finito ormai tutto quanto, e anche per quello che stiamo facendo sono soddisfatto. Allora facciamo così. Questa puntata noi siamo andati esattamente, le dico, guardi, 5 quartieri, Larcella, Brusegana, Chiesa Nuova, Guizza e Volta Barozzo, chiedere c'è il sindaco in trasmissione, cosa chiede il sindaco, poi andiamo ad ascoltare cosa chiederanno tutti questi quartieri e ovviamente tutti avranno qualcosa da chiederle, però eccole qui, abbiamo già visto le immagini della prima intervista, però prima di tornare faccio un passo indietro. Il 2017 si è chiuso, è stato di parola, quando uno è di parola bisogna riconoscere e dare i meriti, perché è facile criticare. Lei ha detto prima della fine dell'anno firmo per diciamo, la realizzazione dell'ospedale, arrivano i 50 milioni di euro per il tram, molto probabilmente chiudo anche per l'auditorium, e così, ecco là, tutti gli altri hanno parlato e lei l'onore e il merito di chi? Merito di altri, però la firma è del sindaco Sergio Giordani. Quindi il nodo al fazzoletto l'abbiamo aperto e lei ha firmato questi... Sì, sono soddisfatto anche per questo, è un lavoro di squadra, cioè, da soli non si fa nulla. Io ho la fortuna di avere... Un lavoro di squadra, io rappresento... Poi sono il sindaco, di conseguenza rappresento il lavoro che fa la squadra totale. Io ho la fortuna, l'ho detto tante volte, di avere un ottimo staff e di avere assessori bravi e capaci. Molti di noi non hanno esperienza, compreso il sottoscritto, sono giovani, però lavorano con passione, con entusiasmo. È bello vedere come lavorano, perché proprio ci mettono la passione. Non applicano dietrologie, non fanno dietrologie politiche, badano il sodo. E stiamo avendo, penso, dei risultati anche per questo motivo. Sono molto soddisfatto della situazione. Certo, no, diciamo, l'ospedale è stato firmato, lei ha detto poi lo porteremo in giunta dopo giustamente le elezioni del 4? No, qua sono stato interpretato male. Non è che lo portiamo in giunta dopo le elezioni, assolutamente. Ci vogliono 2 o 3 mesi per i passaggi burocratici. L'altro giorno, assieme al direttore Flor e a tutto il suo staff e tutti i dirigenti del comune assieme al vice sindaco, abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo detto, come amministrazione comunale, siamo a vostra disposizione per accorciare i tempi nel limite possibile. I tempi quali sono? Sono 4 anni e mezzo per quello di via Giustiniani, che cominceranno, spero, a breve, settembre-ottobre, e 8-9 anni per quanto riguarda Padova Est. Non voglio che sia interpretato male, l'amministrazione comunale, in primis il sottoscritto, è a disposizione della regione, del dottor Flor, per far sì di evitare di perdere tempo. È interesse del comune di Padova, che vuol dire i cittadini di Padova, abbreviare i tempi. Però i tempi sono questi, e voglio preciso, è proprio un'offerta di collaborazione che hanno preso con soddisfazione.
Io ripeto, e non è sostituirsi alla regione, perché è la regione che fa i progetti, la regione che stabilisce i tempi, la regione che ha l'aspetto economico. Noi vogliamo solo dare collaborazione totale, basta, senza nessun altro problema. Perfetto, però diciamo che quantomeno la firma è stata posta e quantomeno... Certo. Devo ringraziare un'altra volta ancora il governatore Luca Zaia, che anche lui è concreto nelle cose, per cui alla fine abbiamo scelto un progetto definitivo per Padova, che vuol dire 900 posti letto a Padova, in via Giustiniani, 900 posti a Padova Est. Senta, la domanda che devo fare però, Sindaco, all'interno dell'amministrazione di Padova una parte, la coalizione civica, era un po' dibattuta per fare questi 2 ospedali, voleva fare il nuovo sul vecchio. È riuscito a unire tutte le anime lei in questo senso? Anch'io ero per fare il nuovo sul vecchio, l'ho sempre detto. L'alternativa, preciso che quando faccio una cosa mi confronto politicamente con i meno, che faccio e dopo ascolto. Parlo con loro, discuto e dopodiché vado avanti. Per cui mi copro le spalle correttamente, io interpreto la volontà di tutti. La logica era, discutiamo altri 5 anni e tra 5 anni cambia l'amministrazione comunale, arriva un nuovo sindaco e concretizza qualcosa diverso, meglio, peggio, oppure cerchiamo di essere concreti e facciamo sì che i cittadini di Padova abbiano l'ospedale o meglio i 2 ospedali. Alla fine è parso chiaro, evidente, che è meglio la soluzione di fare le cose. Fare le cose per me è molto importante, essere concreti. I cittadini sono stanchi di chiacchiere, di liti, di interpretazioni. Facciamo un ospedale. È per quello che ho fatto anche la riunione l'altro giorno con i vertici con Flor e tutti i suoi e con i nostri, per dire siamo qua, siamo a vostra disposizione, fateci fare quello che è meglio per la regione, perché noi abbiamo l'interesse che la cosa vada avanti il più presto possibile. E su questo abbiamo capito, quindi il problema all'interno dell'amministrazione di Padova per me non c'è, nel senso c'è, no, perché l'opposizione c'è sintonia. L'opposizione in Massimo Vitozzi, che è stato qui la puntata precedente, ha detto e noi quando il problema verrà messo in giunta noi voteremo sì. Io sono felice, Beh, certo. E però vedremo gli altri cosa fanno, per questo le ho fatto questa domanda. No, io apprezzo molto che l'opposizione voti sì, ma magari votassimo, fossimo sempre d'accordo. Io non sono per dividere, sono per unire. Ben venga se accettano quello che abbiamo fatto, e non sto dicendo che è merito mio, merito di qualche altro, è merito di una classe politica che sta badando al concreto, avrà anche merito l'opposizione che a suo tempo ha fatto qualcosa. Io non mi arrogo merito, a me interessa avere i risultati. I risultati sono, io ho firmato e da qua si parte e si va avanti. Questo però dell'ospedale possiamo già dire che è un argomento chiuso, adesso lo vedremo. Chiuso, adesso no, chiuso adesso spetta alla regione, certo. Ripeto, 4-5 anni per avere via Giustiniani, 8-9 anni per avere... Chiuso, perché me lo faccia dire Sindaco Giordani, lo dicevo anche il Sindaco precedente quando veniva ospite a Primo Interpare, perché finalmente il padovano era stanco da 25 anni, 22 quelli che sono, sentire sta storia dell'ospedale tra Padova Est, Padova Ovest, il centro. Chiusa, non si parla più. E lei l'ha chiusa definitivamente e possiamo dire che da oggi in poi si guarda avanti sotto un altro punto di vista. Si comincia a lavorare. Si comincia a lavorare. E poi l'altro, purtroppo qui c'è un po' più di problemi perché ci sono certe zone di Padova dove passerà questo benedetto tram che l'hanno un po' contestato, che lei ha chiuso l'arrivo dei milioni di euro dallo Stato, da Roma, per la realizzazione della seconda linea del tram. Siamo stati molto bravi, devo dirlo, abbiamo portato a casa 56 milioni di euro. 56 milioni di euro sono il più grosso finanziamento che ha ricevuto Padova dopo il Tribunale. È motivo di orgoglio averli portati a casa, vuol dire avere buone relazioni con le istituzioni. Mi spiego, è vero, mi ha aiutato Matteo Renzi, mi ha aiutato Del Rio, Santini, senatore Santini ha dato un contributo incredibile perché ci ha agevolato moltissimo in termini di informazioni, è stato un lavoro di squadra anche questo, e portare a casa 56 milioni è stato un vanto per l'attuale amministrazione comunale. Io capisco, a tutti hanno problemi, però faccio delle osservazioni. Primo, a me secca molto sentire questa cosa, siamo una delle città più inquinate. Una delle città più inquinate, di conseguenza, essendo responsabile della sanità pubblica, sono responsabile della salute dei miei cittadini,
bisogna a tutti i costi abbattere il PM10. Per abbattere il PM10 ci sono poche cose da fare: mobilità pubblica sostenibile, bike sharing, alberi in continuazione. Abbiamo messo a bilancio €500.000 per piantare alberi quest'anno, impianti fotovoltaici, cercare di eliminare il più possibile situazioni di inquinamento. Va fatto a piccoli passi, non si fa niente velocemente. Il tram è uno di questi. Se vediamo il tram attuale, è sempre pieno, funziona benissimo. Io faccio il commerciante, chiedo scusa, io faccio il commerciante, so benissimo che facendo il problema dei lavori di fronte ai negozi creo problemi. A me è chiaro, è chiarissimo il problema. L'ho visto a suo tempo, quando ero un cittadino, ho visto cosa cambiava e che problemi generava. Bisogna, e sarà un impegno nostro, creare meno caos possibile. Adesso il vice sindaco deve andare proprio in questi giorni a Roma a chiedere delucidazioni relativamente al percorso, se può essere variato o no, o se possono essere piccole variazioni. Sul mezzo dobbiamo capire ancora delle cose. Quando avremo le idee chiare, organizzeremo comitati, incontri con i cittadini. Non vogliamo far cadere le cose dall'alto. Voglio parlare con i cittadini. Il vice sindaco sta già parlando con i cittadini. Ma avrà un tempo perché iniziano questi lavori? Perché questi Noi dobbiamo fare un cronoprogramma in 90 giorni. 90 giorni da quando è pubblicato il decreto, che deve ancora essere pubblicato. Per cui penso sarà febbraio-marzo, penso entro maggio dovremo completare il cronoprogramma e fare l'accordo col Ministero. L'accordo con il Ministero deve essere chiaro: cosa bisogna fare, quando bisogna fare, entro quanto tempo bisogna farlo. Io penso che per fare il tutto, attenzione, è molto più semplice questo rispetto alle altre linee già fatte, perché tutto sommato dovrebbe passare in posti più tranquilli rispetto all'attuale. Però non abbiamo definito niente e quando avremo definito sarà nostra cura investire i cittadini del problema. Appena viene pubblicato, però il Comune di Padova ha 90 giorni per definire. Per definire o perché iniziano i lavori? No, per definire. Se siamo bravissimi inizieranno i lavori fine anno. Ci vuole moltissimo tempo, bisogna fare appalti, bisogna fare gare pubbliche, ci sono delle presse. E posso che... Vuol dire che più o meno terminare il tutto 2021, penso, una cosa del genere. Certo, e poi avete chiesto anche a Roma ovviamente un ulteriore intervento per poter fare delle altre linee, mi sembra di aver capito, o volete farlo insomma. Già a suo tempo c'era già il progetto, il famoso SIR 2, che dovrebbe essere quello che collega stazione Chiesa Nuova. Quello abbiamo già rifatto la domanda, quello non c'è ancora nessuna certezza. In primavera vedremo cosa succede, però dovremmo essere in pole position anche per quella, ripeto, non è stato definito nulla, abbiamo fatto la domanda, aspettiamo la risposta. Certo. Quello è un po' più complicato, quello obiettivamente rispetto all'attuale, ma la logica dell'amministrazione è non creare problemi ai negozi, non creare problemi ai cittadini. Sono cambiate anche le tecnologie. Vi faccio degli esempi perché ascolto e sto imparando. Qua, per quando è stato fatto questo lavoro, sono state fatte 2 piste dove passano le ruote del tram. Ho visto che a Venezia hanno già cambiato metodologia, c'è un asfalto particolare, per cui vuol dire meno lavori, meno problemi per i negozi, meno invasione, meno invasione sotto certi problemi. Non vogliamo creare problemi, vogliamo migliorare la situazione. È certo che ognuno di noi deve portare un po' di pazienza per avere il risultato. Certo, chiudiamo l'argomento tram perché poi andremo nelle varie zone della periferia di Padova. L'auditorium, lei ha iniziato a cercare accordi con la Cassa di Risparmio. L'auditorium non c'è niente di certo, voglio far chiarezza una volta per tutte. È un sogno che ho in testa da tanto tempo, è il progetto che a suo tempo aveva fatto Yves Rossi, ma non si è concretizzato. Sto ancora aspettando che Intesa metta a disposizione il Palazzo Foscarini, che la Fondazione accetti di finanziare il tutto. C'è un problema importante, c'è il conservatorio
che è in difficoltà, sia sotto l'aspetto autorizzazioni, certificato statico, certificato prevenzione incendi, è in difficoltà, grossa difficoltà. È una volontà, penso, di Padova di dare una mano, anche perché stanno ogni anno rifiutando centinaia di alunni perché non hanno lo spazio. Per cui in questo caso è aiutare il conservatorio, dotare la piazza Ermitania, che è una piazza bellissima, di una cosa bella, aumentare la logica. Cosa manca, Sindaco Giordani, per raggiungere questo accordo? Che la banca, proprietaria dell'immobile, dica sì, mi va bene, e che qualcuno la fondazione, dia il finanziamento. Ma non c'è ancora, non c'è nulla, è un progetto. È un progetto. No, ma visto che è molto interessante. Il dottor Finotti, Presidente, ha spiegato il suo tempo, anche lui interesse, ma non è facile, cioè è una cosa difficile. Noi siamo in attesa, non possiamo fare altro, siamo in attesa che qualcuno ci dia l'ok. È un sogno, a me piace l'idea. Ma è un sogno realizzabile secondo lei o un sogno è un sogno? Io sono ancora un po' scaramantico per via del calcio, preferisco sognare e dopo vediamo tra qualche mese cosa succederà. Ah, perfetto, così. Vabbè, insomma, staremo a vedere. Senta, poi Piazzale Boschetti, quei due obrobri che lei sta chiudendo, insomma, li sta coprendo. Insomma, sto coprendo perché sono due brutture per purtroppo. Obrobri. Abbiamo una città bellissima, per quello che penso io, ma penso che tutti i cittadini padovani siano. Ma è vero a proposito che le giuste potrebbero andare in Piazzale Boschetti, è vero? Può essere una delle proposte che sta facendo l'assessore. È una delle proposte, perché abbiamo Foro Boario che ha problemi, per cui Prato alla Valle intendo, ha dei problemi, per cui potrebbe essere anche un'idea. Eccoli qua, questi proprio ogni volta che li vedo non sono bellissimi, però sono protetti, no, ma mi scusi, sono protetti dalla sovrintendenza, esatto, e non voglio discutere. No, ma io mi domando, Sindaco, perché certi obrobri sono protetti dalla sovrintendenza? Cioè, questa è la domanda che io non sto discutendo, io non mi permetto di discutere quello che fa la sovrintendenza. Io accetto quello che la sovrintendenza dice e stiamo cercando di venderli, perché la logica di fare il parco a Piazzale Boschetti è legato alla vendita di questi. Il vice sindaco si sta impegnando proprio in questi giorni per cercare di attuare questa vendita e può essere che vada a buon fine. Sembra che ci siano delle persone interessate. Il vice sindaco Arturo Renzoni si sta interessando, provvisoriamente lo fate coprire perché sono brutte. Noi abbiamo, ripeto quello che dicevo prima, una città stupenda, bellissima, però gli ingressi di Padova non sono belli. Non sono belli. Abbiamo il PP1 che è un'altra porcheria. Abbiamo questi due stabili, abbiamo dietro la Chiesa della Pace, abbiamo il Bassanello, abbiamo un altro piccoli problemi, quelle casette sulla destra entrando a Padova, il famoso distributore che verrà battuto a giorni, se no l'assessore Michalizzi, scherzo, sta già operando in questo, ma bisogna che miglioriamo Padova. Padova è bella, deve essere tutta bella. Io sono convinto che una bella città aiuta in maniera incredibile il senso civico. Abbiamo fatto un'app in cui i cittadini possono interloquire direttamente con l'amministrazione comunale e dire: ho questa buca, ho questo segnale, ho questo problema, ti faccio questa proposta per migliorare la città. Io voglio che i cittadini siano vicini all'amministrazione comunale ed è un dovere dell'amministrazione comunale sistemare quello che chiedono i cittadini. Aumenta il senso civico, aumenta la bellezza della città, ognuno che vede le cose che vengono sistemate sta attento prima di sporcare e di creare problemi. Secondo me il senso civico vuol dire anche l'orgoglio di abitare una città come Padova, perché abbiamo una bella città, è bella, bella, bella. Io sono innamorato della mia città e cercherò in questi 5 anni di fare di tutto, assieme a tutti, vuol dire assieme a tutti, non Sergio Giordani, anche con l'opposizione. A me non interessa, a me interessano i risultati. A me fa piacere che l'opposizione dica: e quando voteremo l'ospedale voteremo positivo. Ben venga, anzi è il massimo per me che si riesce a ottenere. Sono molto contento. L'unica
un consiglio, se mi permette, che le vorrei dare è che anzi che sicuramente avrete preso in considerazione, chi acquisterà quei 2 obbrobri abbia un tempo per terminarli, che non li prenda poi non ha i soldi e rimangono come quello, sa, che c'è in tangenziale, che è rimasto lì e rimarrà lì per tutta la vita. No, non rimarrà tutta la vita, stanno già facendo di passi per sistemare anche quel problemino, Sì, no, che ripeto non è dell'Interporto, è certo. di privati. Però voglio che sia dire che chiaro. in questo caso, se un privato acquisterà, mi auguro che lo acquisti davvero rapidamente, il sindaco dica: ok, avete un tempo per terminarli. Calma, c'è un altro, bisogna ricordarsi un'altra cosa. Padova ha situazioni difficili come tante città per un semplice motivo: c'è stata la crisi, in particolare la crisi dell'edilizia, per cui moltissime imprese sono fallite, sono chiuse. Certo. Per cui non è che sia colpa di qualche soggetto specifico. L'edilizia andava benissimo, a un certo punto per la crisi economica è crollata. Di conseguenza ci troviamo a Padova a avere aree pregiate importanti vicino alla stazione. Ce ne sono tantissime che sono bloccate e sono ferme. È interesse dell'amministrazione comunale aiutare, tra virgolette, i privati, sostenerli in termini non economico, ma in termini di iniziativa, per far sì di risolvere questo problema. È un obbligo dell'amministrazione comunale. Non è facile, perché bisogna trovare, a che città che abbiamo bisogno che Padova cambi un po' alla volta, non si fa in 6 mesi. Ha mai fatto un giro dall'alto con un elicottero? Soffro di vertigini, soffro di vertigini, però è bella. Ma questa piazza qui, la piazza dei Signori, è straordinaria. È no, volevo dire, ritornando a quei 2 obbrobri, che davvero, se troverete gli acquirenti, che riescono a terminare i lavori, non che li lasciano. Già l'amministrazione precedente aveva ricevuto delle manifestazioni di interesse, però il decreto periferie è stato firmato un po' prima di Natale. Per cui già l'amministrazione precedente stava operando in questo e stiamo seguendo la stessa cosa. Io non sono per la logica, ma l'ha fatto l'amministrazione precedente, per cui non lo faccio. Assolutamente. Il plebiscito è il classico esempio. Chiedo scusa, non è il plebiscito. Stiamo parlando di stadio? Stavo parlando di pista atletica. Ah, il Colbachini. Colbachini, sono un po' in tilt. Immagino la stanchezza poi. Il Colbachini è un progetto bellissimo, è fatto dall'amministrazione precedente, noi stiamo portando avanti perché rientra anche nelle nostre logiche. No, le fa onore questo, ci manca. Ma è venuto Malagò, io ho detto non è un progetto nostro, l'ha fatto l'amministrazione precedente, certo, e noi condividiamo perfettamente. Andiamo con l'ordine. Allora, il Piazzale Boschetti, speriamo che questa amministrazione riesca a vendere quei 2 obbrobri, li chiamo io, che poi vengono sistemati. Non mi viene la parola, in ogni modo sarebbe l'ideale costruirlo lì, però chi acquisterà quei 2 manufatti sicuramente saprà cosa farne. Detto questo però, Sindaco Giordani, di fronte a quei 2 obbrobri c'è la Cappella degli Scrovegni e vicino alla Cappella degli Scrovegni ci sono dei giardini e in quei giardini ci sono dei drogati, chi più ne ha più ne metta. Leggendo tra i vari siti, questa è una domanda che ho visto informandomi e vedendo qualche collega è andato lì a intervistare e a vedere questi drogati e ha trovato qualche turista che ha detto: senta, dov'è la Cappella degli Scrovegni? In mezzo dei drogati. Non si può sistemare quei giardini in modo tale, assieme ovviamente al questore, al prefetto, che non ci siano più questi spacciatori, questi drogati in quella zona? È posta la domanda in maniera forse un po' semplice. Allora, gliel'ho raccontata così, certo, hai capito cosa volevo dire? I giardini dell'Arena, c'è un piano per sistemarli in maniera definitiva. L'assessore Colasio, devo dire molto bravo su questo, sta interessandosi in questo senso, aprendo proprio i giardini, l'Arena Romana, in maniera tale da cambiare anche la prospettiva dov'è la Cappella degli Scrovegni. Quante volte, io abito abbastanza vicino, quante volte incredibilmente mi hanno chiesto: scusi, dov'è la cappella, dov'è il Giotto? Perché sono poche indicazioni. C'è un piano che sta facendo l'assessore Colasio, ma quando dico lui vuol dire la giunta, perché poi le cose passano per la giunta, come tutte le cose, per migliorare questa situazione. La situazione dello spaccio è un'altra cosa. La situazione dello spaccio, purtroppo ne parlavo anche oggi, in cui i vigili, la polizia locale
proprio stamattina sotto l'indicazione del magistrato ha fatto un'incursione su un bed breakfast abusivo in cui ha trovato droga, cliente, ha trovato di tutto. È un grosso problema lo spaccio e l'ho detto anche stamattina nella conferenza stampa, purtroppo lo spaccio bisogna intervenire in maniera molto, molto forte e molto radicale, attraverso la nostra polizia, attraverso il coordinamento con i carabinieri, la polizia di Stato, la finanza, tutti. È un problema generale. Purtroppo, lo dico con amarezza, quando c'è tanto spaccio ci sono tanti consumatori. Venerdì sera siamo andati alla cella e quello che è uscito non è tanto l'insicurezza determinata da furti, ma ci sono i spacciatori. Noi stiamo facendo il massimo per far sì che questo non ci sia, ma stiamo lavorando in maniera molto importante, non solo per la polizia locale, non solo, questo abbiamo provato a prendere dei cani, perché non solo è un problema di percezione, l'insicurezza è veramente determinata dagli spacciatori. No, solo che dicevo, ho preso l'esempio della, visto che abbiamo parlato di Piazzale Moschini, proprio perché ci sono ancora zone più difficili, Certo, no, tipo però quartieri della Cella. È bello, sicura, e ha detto una cosa giusta, Sindaco, che dovrebbero esserci, se vai in giro per il mondo e c'è una cappella, un manufatto come la Cappella di Scrovegni che è straordinario, c'è pubblicità dappertutto e qui ragionerei per trovarla. Non è indicata, c'è una tabellina piccola, non è vero, su questo non mi auguro noi stiamo investendo moltissimo, la sicurezza, perché alla fine si parla di sicurezza, stiamo investendo molto nei quartieri, in illuminazione. Stiamo trovando con ERA un accordo economico per far sì che città Padova totale, partendo dai quartieri in primis l'Arcella, venga illuminata a LED in maniera totale. Non è ancora fatto l'accordo, stiamo ragionando, però è intenzione dell'amministrazione comunale fare presto in questo caso, perché l'illuminazione è importante che i negozi siano tutti affittati nelle posizioni difficili. Parlavo anche stamattina, Ansa Borgomagno, di fronte alla stazione, sono moltissimi negozi chiusi, l'assessore al commercio li sta censendo, parlando con i proprietari, convincendoli a far sì che tanto sono chiusi, nessuno li vuole. Primo anno gratis, dopo una cifra modesta, in modo tale, io sono convinto che il deterrente migliore per la violenza, per lo spaccio, contro la violenza, sia che i negozi siano aperti, siano illuminati, ad associazioni, a piccoli, a coworking, a volontari. Ci chiedono in continuazione spazi, piccoli commercianti, artigiani. Più movimento c'è, io non sono per chiudere, sono per aprire il massimo, più luce c'è nei negozi, meno spaccio c'è, di questo sono convinto. Altra cosa che faremo nei quartieri, non voglio anticipare niente, non ci piace l'idea di calare dall'alto manifestazioni. Chiediamo che siano i quartieri a organizzarle, e lo stanno già facendo, e noi interverremo in maniera economica per sostenerli. Sentono più suo il problema, perché lo fanno loro, non è il complessino che manda l'amministrazione comunale là, loro devono organizzare e noi cercheremo nel limite del possibile di finanziarli. Certo. Mamma mia, quanta roba questa vuol dire cultura, vuol dire lo stanno già facendo. Che fosse così complicato fare il sindaco. No, assolutamente, però devo dire che è affascinante. È assolutamente affascinante. Quando parlavamo prima che lei diventasse sindaco, dicevo sempre nella vita uno quando arriva a fare il sindaco della città dove è nato, dove vive, credo sia una delle più belle cose che può fare. E questo gliel'ho sempre detto e dunque la invidio sotto questo punto di vista. Diceva prima dei manufatti brutti, oggi proprio stamattina è stato terminato, è stato buttato giù diciamo che la palazzina che era vicino a Piazza Mazzini, tanto per farlo capire. Via Trieste. Via Trieste è stata buttata giù, c'è sempre quel benzinaio al Bassanello che non lo so. Sarà a brevissimo. Non è facile, lo so. Nella mia ingenuità amministrativa, quest'estate avevo detto PP1, facciamo un parcheggio, non c'è problema. Col cavolo, non ho fatto niente, perché mi scontro con tantissimi problemi. Anche lì c'è tanta Ma sì, spazio. È vero, tutto vero. Non è facile risolvere il problema. Io
provengono da un mondo diverso e di conseguenza io penso che sia tutto facile fare le cose. Non è facile, perché devo cercare di capire il problema. I problemi, quando ne affronta uno, sono come le ciliegie, PP1 come le ciliegie. Ogni volta che affronto un problema ne nasce un altro. È una cosa importante il PP1, bisogna risolvere in qualche maniera. Non è di proprietà comunale, che sia chiaro, sono di privati in cui la situazione è andata in maniera negativa proprio per la crisi edilizia. Bisogna trovare in maniera tale da sistemare e da far coinvolgere i privati e sistemare la cosa. Non è facile, però ci stiamo impegnando perché questo succeda. Bene, noi abbiamo parlato praticamente delle cose che parlavamo nelle puntate precedenti. Ora, come dicevo prima nell'inizio della trasmissione, siamo andati nei quartieri, se magari poi a carta e penna così si prenderà nota, e siamo andati a chiedere ai cittadini. Abbiamo ospite in studio il sindaco Sergio Giordani, cosa c'è bisogno nel vostro quartiere. Iniziamo con quello un po' più difficile, che è l'Arcella. Sentiamo. Come si vive oggi a Arcella? Mai, perché tanti drogati, tanti forestieri, tanti ladri. Ecco. Io so che noi non siamo sicuri per niente. E mi dicono che io sono pazza a uscire dopo le 4 del pomeriggio. È un quartiere degradato ormai, Negli anni la situazione è peggiorata, nel senso che un po' di degrado, un po' di extracomunitari, ma non è una questione di razzismo, sono quelli che spacciano, che delinquono, che danno comunque problemi, non quelli che lavorano. Ma si vive bene, io sono nato qui, i giornali a volte ne parlano magari male, ma è un ottimo quartiere residenziale dove si sta bene. Giornali, ma anche i cittadini, a sentire quello che dicono, molti dicono che manca ancora molto la sicurezza. Beh, forse è più una percezione, però nella realtà delle cose non è mai successo niente di particolare, almeno in cui io sia rimasto coinvolto. Non si vive male. Ci sono tante piccole cose da aggiustare. La delinquenza, secondo me, qui c'è esattamente come in tutti gli altri quartieri di Padova. Abbiamo bisogno di una gestione più oculata e accurata del territorio. Controlli, pulizia, tutto quanto quello che può far percepire al cittadino una maggiore sicurezza, una maggiore vivibilità, un senso più ordinato delle cose. L'Arcella si vivrebbe bene perché comunque è super servita di tutto. L'unica cosa è comunque sì, le persone ormai che sappiamo tutti quanti noi arcellani che vivono qua, che girano qua durante il giorno, durante la notte. Non si è più sicuri come era 10 anni fa, insomma, ecco, quando si poteva girare con la bicicletta. Io penso un giorno, se avrò dei figli, quanto sicuro è stare all'Arcella, questo sicuramente. L'ultima affermazione è, insomma, se avrò dei figli. No, il penultimo cittadino mi è piaciuto. Bisogna stare attenti a non fare un'altra cosa, è criminalizzare in maniera eccessiva l'Arcella. È una città nella città, sono 40.000 abitanti. Non bisogna far sì che uno si avverta che l'Arcella è un posto diverso. È vero, ci sono più problemi, è dovere dell'amministrazione risolverli. Ripeto, non sono io il questore, non facciamo confusione, però è una mia responsabilità che i cittadini siano più tranquilli e sereni, attraverso le forze di polizia, i carabinieri, i questori, il prefetto, tutte quanti, guardia di finanza e via dicendo. Io mi sto attivando al massimo, capisco perfettamente io i cittadini, ma il penultimo cittadino ha detto le cose, non è male, è un quartiere servito, ha servizi, ha il tram, funziona bene. Ci sono cose da migliorare, bisogna stare più attenti, anche alle piccole cose, l'illuminazione, la pulizia, lo sfalcio dell'erba, tante piccole cose. Noi adesso andremo a mettere moltissime telecamere per controllare. La telecamera aiuta sotto l'aspetto psicologico perché uno sa che viene ripreso, ma nel contempo fa capire anche a chi ha commesso qualcosa di irregolare chi è stato. Per cui è una somma di cose. Ci stiamo sforzando di migliorare. Ha detto il cittadino prima, sono 10 anni che sono cambiate. Sono 10 anni che abbiamo una situazione non di migrazione. È cambiato il mondo in 10 anni e bisogna capirlo e bisogna non solo adeguarsi, ma capire
e gestirlo. Sì, beh, il mondo è cambiato, però la sicurezza è una cosa che il cittadino ci tiene, va al di là che il mondo sia cambiato. Ed è un diritto, Certo, non è discutibile, e molto va sulla percezione, però a me non interessa che sia sulla percezione. Quando un cittadino ha paura di uscire di casa, o percezione o realtà, ha paura e lì è finita, Certo. ha ragione. Tra l'altro questa mattina avete presentato il progetto che dal 5 febbraio tutti i quartieri avranno... Finalmente i vigili, la polizia locale, a piedi in ogni quartiere. Abbiamo rinforzato... Dal 5 di febbraio. Dal 5 di febbraio. C'è stato passato ieri in giunta, c'è la riorganizzazione della polizia. Vuol dire che il comandante Fontolin, coi suoi, ha fatto dislocazione diversificata e là verranno utilizzate, perché non abbiamo persone in più, sono sempre 305, 306 vigili. Ma non si può assumere qualche persona in più, le chiedo scusa. Poche, c'è il tutte le bilancio multe che prendete dell'autovelo, c'è il bilancio di stabilità, non c'entra, c'è il bilancio di stabilità, non c'entra. Non c'è che uno dice... Possiamo assumere quelli che vanno in pensione e basta. Non c'è la possibilità, stiamo vedendo se ci sono piccoli spazi nel bilancio, che sarà approvato il 29, se è fattibile. Per poter... Poche non so, ben venga, ma non sono quelli che mi risolvono i problemi di Padova. Se vengono una decina in più... Il problema di Padova bisogna risolverlo tutto assieme, i cittadini compresi. Ho in testa un'idea, che ne ho parlato col questore, di rendere partecipi i cittadini alla sorveglianza. Però non è il caso di parlare qua, stiamo affrontando questo, bisogna che il cittadino di Padova sia consapevole che la città è sua e come tale deve intervenire. Però mi scusi, è un problema complesso, io dico... Molto complesso, molto complicato. Io tutelo il mio... No, non sto dicendo che il cittadino deve fare il poliziotto ranger. No, fare il poliziotto, deve riferire. Deve riferire a qualcuno che deve intervenire. Ma lo sa quante persone hanno riferito e poi sono scappati a dove erano perché potevano essere soggetti a, ovviamente, delle rivincite? No, non è così. Ma è così, non sto dicendo fare il delatore, devo dire di sistemare le cose in maniera tale, attraverso l'informatica, attraverso altre cose, in modo tale che il cittadino, quando vede qualcosa di sospetto, avvisi chi di competenza che intervenga. Certo. È un sistema complicato, però il problema non lo risolve l'amministrazione comunale o tutte le istituzioni, il problema si risolve tutti assieme. È più difficile, però io sono convinto. Si può fare un'app anche per questo? Certamente sì, stiamo pensandoci. Per fare questo. Vabbè, noi andiamo a pubblicità e poi vedremo gli altri quartieri della città di Padova con il sindaco Sergio Giordani, tra poco.